il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Potere al Popolo. Che potere che ha il popolo, ragazzi. Sono ancora turbato dalle centinaia di telefonate che ho ricevuto questa mattina in rassegna stampa. Oggi ero di turno io dalle 7:30 alle 9:30. Ragazzi, un abbraccio gigantesco da parte dei nostri ascoltatori a Matteo Salvini e alla nostra idea, un'idea importantissima di quello che deve significare l'immigrazione oggi nel nostro paese. Ce la vogliono cancellare, ci vogliono resettare, ci vogliono rieducare, cancellando chiaramente Matteo Salvini, la Lega, ma soprattutto la vostra idea, che può essere anche non leghista, semplicemente che ci vuole un minimo di ordine. No, assolutamente. C'è già la Salis che sta parlando, ragazzi. Dopo ve la faccio sentire. Dov'è? Eccola qua. No, la apertura di trasmissione. Ecco perché essere antifascisti nel 2024 ha più senso che mai. Perché volete farmi vomitare così in apertura di programma? Ti prego. No. Non ve la faccio sentire. Sammy Varin vi dà il buongiorno. Buon pomeriggio. Potere al popolo, potere al territorio. Anche oggi si parla certo del vostro pensiero, di come traduciamo ciò che sta avvenendo nel nostro paese. Cercano di ammazzare Trump in America e qui cercano di far fuori politicamente Matteo Salvini, la Lega e il vostro pensiero. Quello che avete sempre portato avanti, votando Lega, votando centrodestra, non votando, ma il vostro pensiero. Dovete essere, certo, resettati da capo e poi vi insegnano loro come vivere, certo, lo sappiamo. Dai, tra poco apriamo le linee allo 0292947222, ma subito la canzone indipendente, certo, finalmente arriva qualcuno che ci mena via, che ci fa ballare per qualche minuto, che ci regala un po' di simpatia, e quando c'è la simpatia c'è Carlo Smith. Sentite che pezzo!
Musica indipendente con Sammy Varin è così, ogni mezz'ora un artista indipendente che lancia il suo pezzo e in questo caso che ci mena via per pochi minuti perché poi dopo arrivano le altre cattive notizie, ma per fortuna che Carlo Smith c'è ed è qua nei nostri studi. Ciao Carlo! Ciao, Sammy, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Ragazzi, ci siete mancati, tu e la tua banda, perché veramente c'è tutto una famiglia intorno a Carlo Smith che fa squadra con te per queste produzioni simpatiche, allegre, scanzonate. C'è sempre la battuta pronta nella canzone. Se no, addio. Senti, Maracuja poi è anche il titolo. com'è che si chiama? Maracuja. Maracuja, addirittura c'è anche l'accento, perché avete fatto ancora più i fighi in questo suona meglio musicalmente. Cosa ci hai messo dentro stavolta? Allora, dai, confessati. Maracuja, che è un frutto. È un frutto, eh? È un frutto. Maracuja guanabana. Ecco. Guanabana, io non lo sapevo prima di scrivere la canzone, tutti si confondono con guaranà. Ma non è guaranà. Guanabana è un altro frutto sempre sudamericano. Io come l'ho scoperto? Andando a mangiare un gelato con una mia amica a Genova, vedo questa gelateria con questo gusto, ma hanno sbagliato, è guaranà. No, è guanabana, che poi si scrive guanabana con la B, che è un frutto che oltretutto si è scoperto che ha anche delle ottime qualità salutari a livello cancerogeno e cosa. Solo per la salute, solo per la salute però, sì, non fa altri effetti, eccetera. No, questo non lo sappiamo, bisognerebbe provarlo. Il gelato era buono. E niente, ho fatto maracuja, incontro questa ragazza nel locale che chiede questo succo a base di maracuja guanabana. Io l'ho incontrata, volevo solo passare una serata, invece mi sono innamorato e nella parte finale, per tradurre il napoletano, dico l'amore a volte fa male, i tengo ferite e tu ngoppo si sale. L'amore a volte fa male, io ho le ferite e tu sopra sei il sale. Arrangiato da Chiara Del Vaglio. Ciao Chiara. Che salutiamo. Scritta da me, il testo, la musica io e Chiara, registrata alla Iscia Studio di Milano del grande amico e maestro Umberto Iervolino e mixato da Marco D'Agostino, un grande fonico, ed è venuta fuori questo e hai pezzo, fatto divertire tutti quanti, parenti e amici di voi collaboratori e adesso sta facendo divertire voi. Carlo Smith lo trovate su tutti gli store digitali, su YouTube, tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify, dappertutto. Saluto anche Alessandro Saglibene e Rossana Ruffini che mi hanno fatto, insieme anche a Chiara Del Vaglio, i cori in questo pezzo, insomma. Capite che però non finisce tutto in questa canzone leggera, simpatica. Poi se cercate Carlo Smith non ha fatto mica solo questa, signori, ne ha fatte anche di peggiori, tra virgolette. Questa è già gentile quasi, questa è già gentile, non ne ha fatta andandoci giù anche pesante, ma è bellissimo per questo, perché qualche doppio senso fatemelo ancora fare ogni tanto. No, adesso bisogna stare tutti attenti a come parli, a come canti. Puoi dire di spaccare la faccia alla polizia, puoi farti vedere con un mitragliatore in mano, quello sì, ma attenzione a fare i doppi sensi. Per fortuna ogni tanto si scherza ancora con la musica di Carlo Smith e si scherza poi addirittura trovandoci al ristorante. E qui signori, fammela vedere la copertina, la locandina. Sabato 21 settembre ci si trova a cena parlando, cantando napoletano, ma anche mangiando di quelle cose pazzesche. Raccontaci cosa state organizzando, perché qui io ho guardato il menù, signori, e solo a guardare ci stai male, perché dici no, ma davvero c'è tutta questa roba da mangiare per pochi euro. Spiegaci un po' cosa state organizzando. Allora, sabato 21, ore 20, al Blue Beach, che si trova a Cisliano, che è più lontano a dirlo che ad andarci, perché dopo Cusago, Settimo Milanese, Interland di Milano, ma certo. Da Milano Meda, dove siamo adesso, sono 10 minuti. Quindi a Cisliano, via Cusago 1, al Blue Beach. Bellissimo locale, italianissimo.
chi lo gestisce sono dei ragazzi non bravi, bravissimi e simpaticissimi, educatissimi e stupendi, che oltretutto poi il 21 è anche il compleanno di Chiara che eccola lì, la Chiara Mereu, ciao Chiara, e vai. Che la saluto Chiara, Fabio, parcheggio gratuito napoletano e non solo la serata, perché ci sarà il rapper emergente Tropical. Eccolo, Tropical Rapper. Che a furia di metterlo nelle mie serate non è più tanto emergente, sta diventando sempre più bravo. Rapper emerso. Quindi tra Tropical, Maracuja e Guanabana vi lascio immaginare. No? Alex, vocalista e cantante che lavora con me da tantissimi anni, sarebbe Alessandro Salibene, quindi corista anche dei miei pezzi nei video vai, Alex. E negli spettacoli in teatro. Marisol Florentino, showgirl, ballerina, presentatrice che conosciamo bene, è passata anche di qua, certo. Oltre che bellissima donna e bravissima nel suo lavoro. Organizzazione di RF Music Rosario Finocchiaro, che salutiamo. Questo è il parcheggio gratuito, dicevo, che è importantissimo. Ma io sto venendo. Arriviamo al menù. È la cosa importante del menù, ragazzi. La cosa importante. Qui lo dico il menù? Bisogna, non riesco a farne a meno, bisogna darlo. Dai. Welcome, in italiano benvenuto, giusto? Sì, come benvenuto, mentre entri. Panzerotto fritto con baccalà, fonduta di patate e provola affumicata. Cioè, ragazzi, il panzerotto fritto già col baccalà, la fonduta di patate e la provola solo mentre stai entrando. Poi antipasti centrali, parmigiana di melenzane che ho potuto assaggiare al compleanno di Fabio, buonissima, Fabio del Blue Beach, e impepata di cozze al fiano d'Avellino. Questo è gli antipasti, non a scelta, tutto. Cioè io sarei già pieno, capisci? Infatti. Però dopo arriva il primo. Ma siccome con calma dobbiamo passare la serata, saluto anche Angelo, cameriere bravissimo e simpatico. Non bisogna avere fretta, quando mangiate con il Carlo Smith non bisogna avere fretta. Dobbiamo tirare la serata, non siamo in pausa pranzo di lavoro. Quella sera lavoro io, i camerieri, non voi, noi il pubblico. Che pacchia. Primi piatti, uno a scelta tra paccheri al ragù napoletano oppure scialatielli ai frutti di mare. Che è una scelta difficilissima, io starei lì mezz'ora a pensarci. Secondi piatti. Polpette fritte con provolone del Monaco al pomodoro fresco o fritto misto di calamari, gamberi e verdure. Come fai a scegliere? Dovrebbe essere finito secondo voi, no? Vorrei tutte e due anche qua. No, ci sono i dolci, attenzione, per restare leggeri. Certo. Zeppola fritta con crema chantilly e fragole. Hai capito? Non c'è. Pure la zeppola fritta. Incredibile. Una bottiglia di vino rosso o bianco ogni 4 persone di loro selezione del Blue Beach, acqua e caffè e l'estrazione di 3 premi. Quindi qualcosa si può vincere, oltre a vincere questo bellissimo pranzo, cena in questo caso, e soprattutto la simpatia del Carlo Smith e di questi artisti che vi tengono compagnia. Come dicevo, parcheggio gratuito, bisogna prenotare. Il prezzo, lo diciamo, 35 euro. Solo 35 euro. Meno un bambino che sulla locandina non c'è scritto, dai 3 ai 10 anni, primo che può essere pasta, ragù, pomodoro, cotoletta, patatine, bibita e dolce, 15 euro, nemmeno il McDonald's. Signori, portate i vostri bambini fuori a cena, aiutate gli imprenditori che ancora credono nel proprio lavoro. Chi ha visto la locandina, Sammy, giusto perché se no mi scordo questa particolare importante, c'è scritto cena a bordo piscina. Noi l'abbiamo già fatta a giugno, è un bellissimo posto perché lì anche piscina, palestra e tutto. Questo ovviamente dipende dalle condizioni meteorologiche. Ormai lo sai che qui un giorno o l'altro cambia tutto, è un po' no? Così. Ma non c'è nessun problema, se il tempo è incerto lo facciamo all'interno, che è una sala molto bella. Quindi tempo, qualunque tempo, si mangia, si beve. Sabato 21 settembre ore 20 al Blue Beach Present di via Cusago a Cigliano, Milano, con Napoli, punto e basta. E non solo.
che siate napoletani, che non siate napoletani, ma soprattutto che vogliate fare una bella mangiata, che ogni tanto ci vuole, ragazzi, stiamo a stecchetto tutta la settimana. 21 settembre iniziamo la nuova stagione nel modo migliore, grazie naturalmente a Carlo Smith. Vado col numero, 346, signori, 4942006, oppure 380-494948186. Ripeto, con l'appello del Sammy Varin torniamo a uscire la sera, torniamo ad ascoltare la musica dei nostri artisti dal vivo, ma soprattutto veramente dare fiducia agli imprenditori che ancora credono nel loro lavoro. Questo è l'appello che facciamo da sempre e su queste frequenze. Chi ci crede ancora, chi lo fa ancora onestamente, portandovi le cose più buone da mangiare, ogni tanto va veramente premiato con la vostra presenza. Grazie. Carlo Smith. Grazie Sammy. Grazie a tutti quanti. Chiaramente al prossimo pezzo, perché tu ne fai uno via l'altro. Adesso... Se vuoi venire sei sempre il benvenuto. Ma prima o poi ve la faccio la sorpresa, assolutamente. Devi venire, dai. Vengo a ballare. Dici ballare. Facciamo tutto. Lo immagino. Grazie, bene, Carlo Smith. Ciao a tutti. Un abbraccio, un saluto alla banda di Carlo Smith. Signori, noi ci fermiamo per 3 minuti con Matteo Salvini, il suo video, quello che qualcuno ha fatto vedere, qualcun altro no, qualcuno ha usato parlarne, qualcun altro no. Il suo video dove parla, certo, di quei 6 anni di carcere per avere bloccato gli sbarchi e difeso l'Italia e gli italiani. Ascoltiamolo insieme. Matteo Salvini, nato a Milano il 9 marzo 1973, vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno da giugno 2018 a settembre 2019. Oggi sono a processo e rischio il carcere perché in Parlamento la sinistra ha deciso che difendere i confini italiani è un reato. Il 29 luglio 2019 una nave spagnola di una ONG spagnola, la Open Arms, salpa da Siracusa diretta a Lampedusa. A Lampedusa non arriverà mai. Improvvisamente cancella la destinazione dal diario di bordo e si dirige verso le coste libiche. Il 1 agosto riesce a intercettare un barcone con dei clandestini a bordo. Da quel momento comincia a navigare per il Mediterraneo, raccogliendo altri clandestini e puntando verso l'Italia. Il 20 agosto arriverà davanti alle coste siciliane con 164 clandestini a bordo. Nei giorni precedenti aveva testardamente rifiutato ogni richiesta di aiuto, di soccorso, di sbarco in porti diversi rispetto a quelli italiani. Hanno detto di no alla Tunisia, hanno detto di no a Malta, hanno detto di no perfino allo Stato di bandiera, cioè alla Spagna. Più di 20 giorni di navigazione nel Mediterraneo, trattenendo a bordo tutti questi clandestini, quando per raggiungere la Spagna sarebbero bastate 72 ore. Questa nave spagnola ha rifiutato per ben 2 volte lo sbarco dei clandestini in 2 porti messi a disposizione dalla Spagna e ha rifiutato addirittura il soccorso di una nave militare inviata dal governo spagnolo. Durante la navigazione nel Mediterraneo della Open Arms abbiamo sempre soccorso e fatto sbarcare malati, donne incinte e minori a bordo. Insieme ai colleghi di governo avevo firmato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Grazie alla mia azione di governo erano diminuiti sbarchi, morti e dispersi nel Mar Mediterraneo. Nell'anno precedente al mio arrivo, gli sbarchi di clandestini erano stati 42.700. Durante il mio mandato al Ministero dell'Interno, gli sbarchi si erano ridotti fino a 8.691. Dopo di me, gli sbarchi purtroppo tornarono a salire superando quota 21.000 nello stesso periodo. A questa nave spagnola non è mai stata impedita la possibilità di andare ovunque tranne che in Italia, perché non potevamo più essere il campo profughi di tutta Europa. Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa o processato per aver difeso i confini del proprio paese.
L'articolo 52 della Costituzione italiana recita: la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia e gli italiani. Mi dichiaro colpevole di aver mantenuto la parola data. Questo è il filmato che gira sui social e che è stato trasmesso da pochissimi, e chi l'ha trasmesso è stato subito colpevolizzato. Hai trasmesso il filmato di Matteo Salvini. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino, dice l'articolo 52. Che cosa sta succedendo? Ce ne stiamo accorgendo pian piano che qualcosa accade, e io questa mattina ho condotto la rassegna stampa e siamo stati inondati di telefonate, un abbraccio gigantesco da parte degli ascoltatori di Radio Libertà, che poi storicamente è Radio RPL, Radio Padania Libera, la radio vicinissima alla Lega e al centrodestra. Un abbraccio di centinaia di ascoltatori preoccupati e scatenati nello stesso tempo. Gente che dice: l'Italia è diventata una fogna, dobbiamo mobilitarci, Nordio faccia qualcosa. Sto leggendo proprio tra le dichiarazioni, che poi troverete anche nelle prossime ore sul sito di Radio Libertà, perché la nostra radio è anche un sito di controinformazione. Cosa sta succedendo? E naturalmente, signori, tutto questo avviene parallelamente che in America cercano di far fuori Trump. Tu dici: ma è un caso, ma dai, stai lì, metti vicini le due cose. Matteo Salvini ha difeso i confini italiani, difendere l'Italia non è un reato, io non mollo né ora né mai. Cercano di depotenziarlo, Matteo Salvini, mentre cercano di ammazzare Trump, che più o meno vuole la stessa cosa negli Stati Uniti d'America. 0292947222. Io non so cosa c'è sotto, ma qualcosa c'è. C'è qualcuno in linea anche. Pronto? Sono io. Ciao. Ciao, Maurizio dalla provincia di Milano. Ho appena sentito quello che hai trasmesso, il comunicato appunto di Salvini. Allora, personalmente mi ha toccato molto. A me piace molto come persona, è pacato e quant'altro. A qualcuno può anche non piacere, però non voglio esagerare, è stato veramente, per quanto mi riguarda, a me personalmente, è stato toccante. Come è toccante ciò che le sta accadendo, quello che vedrà, dovrà sostenere, perché veramente, come dicevo questa mattina un altro ascoltatore, ci si vergogna di essere italiani, spiace a dirlo, sono parole pesanti, però a volte così è. E ribadisco e mi assumo tutta la mia responsabilità, quello che c'è scritto nei tribunali non è assolutamente così. La legge non è uguale per tutti. Nel momento in cui una persona, un ministro, svolge le sue funzioni e si ritrova a vivere queste situazioni, è veramente fuori da qualsiasi, è illogico, è fuori da qualsiasi comprensione. Termino. Ad ognuno di noi, anche buon pensanti, o la Rida Chic e quant'altro, i signoroni che girano con Rolex, buon per loro. Allora io sento molte lamentele a queste persone: ce ne sono troppe, non ne possiamo più, qui e là. Concludo una massima che vale per tutti. Se qualcuno ci chiama a casa, ci citofona, noi prima di farlo salire in casa nostra, a due punti a capo, ci accertiamo di chi sia? E qui puntini lascio qualsiasi considerazione. Grazie del tempo, Sammy, buona conduzione. Ma che grazie a te, naturalmente l'appello di Sammy Varin è: fatevi sentire, siamo l'ultima radio ancora libera. Se non alzate la testa adesso, in questo momento che ci vogliono proprio azzerare completamente, azzerare il nostro pensiero, ci vogliono rinizializzare come si resetta un computer. Se non lo fate adesso, e quando lo dovete fare? Mi scrivono che il TG5 delle 13 ha aperto dicendo: dopo la prima sentenza di condanna di Matteo Salvini.
Spero che non sia vero. Se fossero un po' più precisi, scrive Mario, sarebbe meglio dire che si tratta di richiesta del PM, la requisitoria che si è svolta sabato scorso. Speriamo che gli amici, quei professionisti giornalisti, siano un po' più precisi. Ma intanto, certo, ci stanno rinizializzando. In mare vanno salvati tutti. I diritti dell'uomo vengono prima della difesa dei confini. Già! Il PM ha chiesto 6 anni per Matteo Salvini per difendere i confini, ma quelli del diritto. Un precedente gravissimo, ha detto anche la Meloni. Non vi dico cosa ha scritto e detto il Tajani, l'arabo e Tajani, no? Di Forza Italia, anche lui chiaramente a difesa di Matteo Salvini, ma chissà perché ci crediamo di meno. Poi adesso che c'è in giro questa notizia che Draghi sarebbe andato a salutare Marina Berlusconi, ma che cosa mai mi dite? Ma non è vero niente, non ci credo, certo. Un processo che potrebbe trasformarsi in una protesta di piazza. Se ne parla sempre più seriamente, certo, alziamo la testa e scendiamo in piazza, ci facciamo vedere, non solo voi che avete votato Lega, ma voi che credete nell'onestà, voi che credete in un'idea di ordine, Potete venire, cari immigrati, certo, se avete un permesso di soggiorno, ma se non ce l'avete, vi macchiate anche di reati, dovete tornare a casa vostra. Questo è quello che cerchiamo di propagandare da decenni, e alla fine è alla base di ogni intelligenza umana che dice, insomma, se uno viene qua, ruba, picchia, violenta, forse è meglio che ritorni a casa sua, non ha neanche il permesso di soggiorno. Dove stiamo finendo? Ne parleremo, certo, nel corso di questa puntata di Potere al Popolo, ma con tante divagazioni differenti. Tra poco abbiamo uno scrittore, alle 14 abbiamo un cantautore, alle 14:30 un consigliere regionale della Lega, guarda caso, che abita proprio a Viareggio, dove si è svolto quel fattaccio e quell'immigrato irregolare ha derubato la signora con il SUV è andata addosso all'immigrato irregolare e purtroppo l'ha ammazzato per riprendersi la borsetta. Torniamo tra poco, restate lì. Qui Parlamento. Vede Presidente, vorrei portare a conoscenza dell'Aula un episodio molto grave e molto pericoloso che è accaduto ieri in un contesto di democrazia, in un contesto politico, in una festa nazionale di partito. Apprendiamo dagli organi di informazione, ma poi abbiamo visto e sentito delle parole che sono come pietre e speriamo non come proiettili, Presidente, perché ieri durante la festa nazionale del partito Alleanza Verdi e Sinistra un esponente di rilievo che si chiama Cristian Raimo, oltre a spingersi verso legittime critiche politiche ai limiti della diffamazione, ma non è questo quello che ci riguarda, ha detto testualmente: il ministro Valditara è un bersaglio debole da colpire come la morte nera. Allora, Presidente, io chiedo per il tramite della Presidenza della Camera di in qualche modo informare il Ministro dell'Interno per l'incolumità e la sicurezza del Ministro Valditara, perché non è ammissibile che in un contesto democratico, e vede Presidente, per suo tramite lo chiedo con la massima tranquillità ai colleghi, la speranza sarebbe prendere le distanze da parole del genere, non lamentare perché un deputato della Repubblica porta all'attenzione di tutti i colleghi determinate affermazioni che sono di una gravità inaudita. L'esperienza dei cattivi maestri, letteralmente, ci insegna che con le parole bisogna andarci piano. Io sono il primo a non sottrarmi mai da confronti anche accesi, duri, ma senza mai superare determinati limiti, perché ad ascoltare potrebbe esserci sempre qualcuno che magari quelle parole le interpreta come un ordine, e questo noi non lo dobbiamo assolutamente mai consentire.
è la cosa, Presidente, che è più dispiaciuta, perché noi stiamo ragionando su due piani. Il primo è quello dell'incolumità del ministro Valditara, la seconda è quella è il piano politico, perché erano presenti anche dei colleghi parlamentari, Presidente, e io mi auguro che quei colleghi prendano le distanze da certe affermazioni, perché, ripeto, non è ammissibile una tale violenza, fatta peraltro poi da un personaggio che non è nuovo a queste dichiarazioni. Io capisco, e concludo, il carattere provocatorio, capisco la volontà di far parlare di sé, ma quando si ricoprono dei ruoli di partito bisognerebbe sempre capire di non superare mai determinati limiti. Per un convegno, tra l'altro, che si chiamava Proteggiamo la scuola da Valditara, a questo punto spero che tutta l'Aula possa dire proteggiamo il ministro Valditara dalla violenza di determinati estremisti. Grazie Presidente. Grazie a lei. Qui Parlamento.
Voce splendida, quella di Cody Vox, ha ricantato la storica canzone, davvero storica, di Alex Baroni, che purtroppo non è più con noi, ma Cody Vox, ragazzi, sì, ha fatto un fracco di canzoni stupende, qui ci manda anche un saluto, senti. Ciao Sammy, ed un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. In questo periodo così difficile per la musica, l'Italia e il mondo, abbiamo bisogno di messaggi positivi, messaggi che ci diano speranza, ricordandoci che cresciamo e diventiamo più forti proprio attraversando questi momenti più bui. Così nasce La mia ce la farò, reinterpretazione del grandissimo Alex Baroni. Vi invito a seguire Voci in Piazza su Antenna 3 la domenica sera per farci compagnia insieme. Vi abbraccio forte, ciao da Cody e i Play It Loud. Buon ascolto. Bravo Cody Vox, su Antenna 3 Lombardia il 6 ottobre sarà presente. Chiaramente questa è una canzone stupenda, ma in una trasmissione che serve a esaltare il territorio. Prima abbiamo parlato con un imprenditore della ristorazione, adesso con un cantante, un artista che ha tante produzioni su internet, ma ancora arriva l'autore, minimo arriva l'autore. Chi ci propone quest'oggi Sammy Varin? Lo abbiamo al telefono, si chiama William Maras Nash. Vediamo se ho azzeccato tutti i nomi. Ciao William! Ciao Sammy, tutto giustissimo, assolutamente, bravo. Che culo, veramente, mi è andata bene, ho tirato quasi a caso. William, prima di tutto le tue origini, perché questo nome ha un qualcosa di internazionale, ma magari è soltanto per dare una certa importanza alla tua produzione. Spiegaci che sono curioso. Ma allora, William Marras è di origine sarda, terra nella quale sono sbarcato peraltro da poche ore, ed è per questo che non sono riuscito a fare la video intervista, perché non sono riuscito a organizzarmi in tempo. Viva la Sardegna! Assolutamente. Mentre invece il Nash è stato aggiunto e sostituirà il Marras per quando, come dicevi prima, sarò internazionale. Quindi insomma, è un monito. Abbiamo sentito prima la canzone intitolata Ce la farò e chiaramente noi ne siamo certi che ce la farai, però ci sta bene tutto insieme. William Marras Nash, soprattutto con un saluto al popolo sardo che ci ascolta sul canale 252, sulla banda DAB, fiero di essere sardo e parecchio incazzato per le motivazioni più varie e variegate. Però William, oggi sei in veste di autore. C'ho un libro di cui stiamo sbirciando anche le fotografie, che si chiama Spectre, fantasmi in Afghanistan, e qui racconti, io ho letto, il cammino di un uomo la cui storia non voleva essere dimenticata, che nessuno sa chi sia, ma a cui tutti dovremmo dire grazie. 3 righe che invogliano certamente, ma ti chiedo, voglio saperne di più. Che cosa c'è dentro in questo libro? Ma allora, in questo libro ci sono tantissime cose. Premetto una cosa fondamentale: io non ho assolutamente fantasia, ma ho sempre voluto scrivere, quindi ho sempre desiderato una storia, qualcosa di interessante da descrivere, e un giorno ho avuto la fortuna di essere messo in contatto con il protagonista di questa storia. Chiaramente lui è un operatore di un'agenzia privata, quindi quello che barbaramente chiamiamo mercenario. Non ha potuto chiaramente darmi il suo vero nome, non ha potuto raccontarla lui, ma ha fatto qualcosa di veramente grande insieme ai suoi compagni, e voleva in qualche modo, avendo una certa età, che non venisse dimenticata questa storia. E questa storia parla appunto di lui con la sua squadra che nel 2010, durante un'operazione diciamo di routine, poi di routine non sono mai, comunque un'operazione che doveva sembrare semplice, hanno scoperto un'organizzazione illegale che rapiva bambini per usarli poi come cavie per armi chimiche. E da lì la proposta del comando era quella di rientrare e lasciar perdere. Lui invece è rimasto sul campo per 2 settimane allo scopo di smantellare questa organizzazione, e non solo ce l'ha fatta, ma ha anche salvato la vita a parecchie centinaia di bambini che ha poi liberato, e senza contare quelli che altrimenti sarebbero ancora stati rapiti negli anni a seguire. Quindi
e ho trovato assolutamente giusto dare vita al suo desiderio, far sì che questa storia non venisse dimenticata, che fosse straraccontata, e sto facendo di tutto perché venga raccontata al mondo. E fai benissimo, perché tutto questo ci deve insegnare qualche cosa. Già come è finita la situazione in Afghanistan, non ci abbiamo fatto una gran bella figura. E come è ricominciata più che altro. Che come è ricominciato tutto da capo. È quello. E poi ci sono stati degli eroi, certamente, come il personaggio di cui parli in questo libro, che non sono mai stati scoperti perché non sono mai esistiti per la grande informazione. Esattamente, non sono proprio mai esistiti, loro non devono esistere. Loro hanno combattevano in quelle situazioni che siamo abituati a vedere nei film, dove se la missione fallisce o se vieni scoperto, non fallisce la missione, viene abbandonato, nessuno ti ha mai visto, nessuno ti ha mai conosciuto, solitamente vengono poi archiviati come i turisti scomparsi o incidenti in una vacanza da qualche parte nel mondo sperduto, e loro facevano quella fine lì. Quando succedeva qualcosa venivano semplicemente dimenticati, in modo tale che il governo se ne potesse asciugare le mani in maniera più semplice e veloce. Guarda che sta dicendo delle cose belle pesanti il nostro William Maras Nesh, ma è così. E noi giornalisti parliamo, ingigantiamo solo le notizie di cui veniamo a conoscenza. Molte altre notizie vengono cancellate nel vero senso della parola prima che escano da quell'ambiente. Signori, so che siete curiosi, stanno arrivando anche messaggini che già vogliono sapere dove poter approfondire. Spectre, fantasmi in Afghanistan. Qualunque sia il vostro pensiero, signori, una sbirciatina a questo libro ce la darei, anche perché immagino vi possa arrivare a casa in poche ore. William, come si fa ad avere il tuo libro? Ma allora, per i nostalgici della libreria o della biblioteca, è assolutamente ordinabile in ogni centro d'Italia, dal più grosso al più piccolo. Ovvio che non per pubblicizzare il Colosso, ma non serve che dica il nome del Colosso, ordinandolo lì in 2 ore arriva a casa. Quindi è molto più veloce. Comunque è reperibile praticamente ovunque, su qualunque sito online di vendita libri, IBS, qualunque editore. Si trova praticamente ovunque. Per fortuna sono riuscito a spaziare molto, e quello è stato il mio primo goal, diciamo, riuscire a trovare praticamente accesso a qualunque canale di distribuzione. È già stata una bellissima soddisfazione per me. Ragazzi, anche perché parliamo di autori tra virgolette indipendenti, che certamente non hanno dietro capitali mostruosi per farsi pubblicità, ma lui ce la farà. William Maras Nesh, scritto Nash, con un saluto al glorioso popolo sardo. William, noi restiamo in contatto, perché noi aspettiamo la prossima produzione. Assolutamente, molto volentieri. Grazie. Spectre, fantasmi in Afghanistan. Buon lavoro, William, alla prossima. Grazie mille a voi, arrivederci. E noi torniamo in onda, signori, e quando è pronto il Beppe, chiamatemelo, sta parlando con l'amministratore, non ce ne frega niente, chiamatemelo lo stesso, anche perché sono ore importanti per la nostra radio, per il nostro sito radiolibertà.net, per la nostra controinformazione, che si batte contro delle gigantesche navi, aerei potentissimi, che l'informazione la fanno loro, capite? Certo che la fanno loro. Basta leggere Repubblica, guarda un po'. Il gesto da bullo di Salvini, che organizza la protesta dei suoi contro i giudici. Il triste remake di un film già visto. Ragazzi, così Repubblica liofilizza, perché non esistete. Voi ascoltatori della nostra radio, voi persone che da ogni parte politica, signori, non soltanto leghisti celoduristi, avete espresso
una certa preoccupazione per quello che sta accadendo a Matteo Salvini in primis, ma ha un'idea in generale. Vi può stare simpatico o antipatico Matteo Salvini, ma porta avanti un'idea che è da sempre l'idea che ok, gli immigrati ne abbiamo bisogno, ci vogliono, ma ci sono delle regole da rispettare. E la Repubblica cancella tutto così, con un tratto, il gesto da bullo di Salvini, perché abbiamo parlato di protestare contro questi 6 anni di carcere che sarebbero inflitti al capitano e contro, ripeto, 6 anni di carcere che ci becchiamo tutti noi solo perché abbiamo pensato questa cosa. Vieni con noi il coordinatore del sito di Radio Libertà, Beppe Braga, che salutiamo e ringraziamo. Ciao. Buongiorno a tutti, ricominciamo con questo microfono qua. Tu hai proprio, si vede che sei un giornalista della carta stampata. Sì, questo è vero. Perché il microfono sì, lo vedi come un oggetto in più, non serve. No, serve, però mi è un po' in mezzo. Ma non deve dare fastidio. No? Lo vorresti penzolante dall'alto. Esatto, come nella Rai. Per favore, volta, no? registi, microfono penzolante la prossima volta per Beppe Braga. Mi okay. incombe. Vabbè, ci sono cose che incombono veramente. Da qualche giorno sul sito di Radio Libertà trovate qualcosa di diverso e riassumici un attimo. Abbiamo 10 minuti, 9 da questo momento. 8, che cosa 7. sta succedendo sul sito di Radio Libertà e che cosa succede anche intorno a noi? Allora, sul sito di Radio Libertà abbiamo in apertura la pubblicazione in esclusiva dell'estratto, anzi no, di Processo a un italiano, che è l'aggiornamento di 2 capitoli del libro di Matteo Salvini, Controvento. In questi due capitoli sono stati aggiornati con tutte le ultime vicende e tutte le verità che non vengono dette su Open Arms. E se cliccate, possiamo farlo, sulla pagina, vedrete che nell'immagine, se cliccate sull'immagine, vedete che si può sfogliare come un libro questo ma è bellissimo, questa ripresa. Diventa un librettino digitale, ragazzi. Io clicco e picciu, si gira la pagina. E poi ma scendendo ancora è possibile su questo link scaricare il formato PDF, e stamparselo e leggere, sono una quindicina di pagine. Spieghiamo bene, praticamente in questo scritto si aggiorna l'ultimo libro di Matteo Salvini con qualcosa in più. Esatto, con gli aggiornamenti, con tutta la verità e le cose che non sono state dette sulla vicenda Open Arms, che sappiamo è quella che adesso sta tenendo banco, come la Radio Libertà sa, perché siamo stati anche raggiunti da una grandissima quantità di telefonate, tantissimi ascoltatori. Ed è bellissimo perché hanno abbracciato Matteo Salvini idealmente. Attenzione, non è detto che stia simpatico qua e là, su giù. Hanno abbracciato soprattutto un'idea, perché quello che sta avvenendo a Matteo Salvini e potrebbe avvenire a ognuno di noi, se sbagli a parlare, se sbagli un certo comportamento, già avviene, signori, su determinati argomenti, lo sapete bene, bisogna stare attenti a come si parla. Ecco, quindi consigliamo a tutti quanti la lettura di questo e per chi volesse, appena sotto nel testo, ecco, abbiamo pubblicato un estratto con le prime parti molto importanti di quello che ha scritto Matteo Salvini, no? E la sua... praticamente quello che si racconta è esattamente come sono andate le cose, no? Di questa nave spagnola, di un'ONG spagnola che se ne va in Libia, no? Perché l'ha detto l'armatore, viene detto così, no? Poi dopo, quando se ne torna indietro, rifiuta lo sbarco alla Tunisia, a Malta, perfino la Spagna, no? Di cui sia l'ONG sia che la nave battono bandiera, quindi no, tant'è vero che addirittura alla Valletta, cioè alla capitale di Malta, dicono che stanno bighellonando perché loro volevano l'Italia, soltanto l'Italia, no? C'è il porto sicuro, però non sta scritto da nessuna parte che il porto sicuro sia quello più vicino, ma quello più sicuro. E cioè c'è veramente moltissimo da raccontare, soprattutto poi quando si viene a guardare anche qualche numero, no? Che non è avulso da questa vicenda, no? Perché dai tempi
dal 2017 con Marco Minniti, che era del PD al Viminale, abbiamo avuto 42.700 sbarchi, no? E subito dopo, da agosto 2018 al 31 luglio 2019, con Salvini a Viminale, gli sbarchi sono stati 8.691, quindi vuol dire che è un crollo del circa il 95%. Ecco. Mentre invece con la Lamorgese, che è un prefetto gradito al PD, no, subito dopo, gli sbarchi sono saliti nuovamente a 21.600. Voglio dire, meno sbarchi vogliono dire meno morti, meno dispersi nel Mediterraneo, no? Quindi, cioè, rispetto alle Minniti, meno 95% e meno 55% con la Lamorgese. Sono numeri che sono molto importanti e soprattutto danno un significato strategico, no, a come devono essere gestiti, come deve essere gestita l'immigrazione e anche questi viaggi nel Mediterraneo. Ecco. E quindi leggete questa cosa, perché questo estratto, sia l'estratto sia le 15 pagine di aggiornamento di questi 2 capitoli, che sono molto importanti, dove potrete leggere esattamente veramente come sono andate è molto le cose, facile, di poi pugno di Matteo Salvini. lo potete tranquillamente scaricare e ve lo leggete pian piano sul cellulare, scaricando proprio il formato PDF. È una lettura molto agile, fra l'altro, e anche veloce, a suo modo drammaticamente avvincente, ecco, per quello, perché però delle cose che bisogna sapere, capito? Esatto, sono cose che bisogna saperle, perché sennò, se ci fidiamo di quello che dicono i giornaloni, siamo a posto. E abbiamo visto questa mattina quello che stanno dicendo e come ci stanno trattando i giornaloni, il gesto da bullo di Salvini che organizza la protesta dei suoi contro i giudici, cioè capisci? Non si può fare niente, no, sono loro che comandano, esatto, sono loro che decidono. Uno che si difende è un bullo, cioè, come? E sono loro che cambiano le leggi e cambiano anche la nostra testa, perché se facciamo in un certo modo siete dei bullizzate. Ecco. Esatto. Esatto. La seconda cosa che abbiamo è l'editoriale di Giovanni Sallusti, dove c'è un'osservazione interessante sul secondo attentato fallito Donald Trump, no? Perché allora è evidente ormai che Trump è un candidato che è nel mirino, anche nel senso letterale, no? Cioè, comunque assediato, ecco, lui era a casa sua, al suo golf club, e a un certo punto, come si sa, no, le guardie dei Secret Service hanno visto un uomo che dai cespugli pigliava la mira con un fucile che poi si è rivelato essere una K47, un Kalashnikov con un mirino di precisione. L'uomo l'hanno preso e ha 58 anni e a quanto pare è anche abbastanza squilibrato, perché è uno che sui suoi social ne raccontate di cotte e di crude, insomma, ecco, quindi lui è come dire, cioè, uno dei fattori interessanti oltretutto è che ma il fattore veramente interessante è che nei suoi deliri social l'attentatore ha scritto contro Trump che in queste elezioni è in ballo la democrazia, e questo è un pochino il cuore, no, dell'argomentazione di questo editoriale. E guarda che caso strano, è proprio il ritornello dei democratici che è in ballo la democrazia, no? Che ripetono fino all'ossessione in questi mesi, no? Con questa sponda che viene garantita dai media libera d'oltreoceano e anche dai cuginetti da questa nostra parte, no? Anche quelli italiani, non soltanto europei. Praticamente il senso è che c'è una cittadella fortificata della democrazia, no? E poi dopo c'è l'orco, che sarebbe Trump, no? E quindi nessuno ricorda, no? Oppure o comunque diventa un dettaglio il fatto che l'orco per 4 anni ha governato più che bene gli Stati Uniti, facendo ottimi risultati per l'economia, la politica estera, anche il benessere generale dei suoi cittadini americani, no? E quindi sia Biden, quando si è ritirato, sia la Kamala Harris hanno utilizzato questa chiave retorica, no? Quella del salvare la democrazia, no? Pur avendo di fronte oltretutto un ex presidente degli Stati Uniti, quindi uno che la democrazia l'ha difesa di default, no? Quindi, solo che questa assurdità è facile poi alla fine che attecchisca, visto che è contro ogni logica, no? Perché diventa ideologica, quindi esattamente il contrario della logica. È possibile che a un certo punto possa attecchire anche in qualcuno che poi si arma,
quindi alla fine dei conti, no, se tutti questi qua continuano, tutti, Oprah Winfrey, no, tutti continuano a dire che è in ballo e a rischio la democrazia, poi magari può succedere che uno ci crede, incomincia ad andare a caccia di Trump con un mirino e un Kalashnikov sotto. Ecco. Bisognerebbe che questi signori si facessero qualche domanda sul fatto di avere una politica un pochino più equilibrata, no? Cambiare un po' questo racconto, no? La democrazia non è tutta la democrazia contro un solo uomo, però è un'illusione che questo accada. È un'illusione, qualche domanda ce la facciamo, ve la state facendo anche voi, me la sono fatta anch'io questa mattina, guardando come in America vogliono ammazzare Trump e in Italia vogliono depotenziare Salvini, e l'idea del rispetto delle leggi e dei confini, un'idea che ha ognuno di noi, che ha maturato in tanti anni in brutte situazioni anche che abbiamo vissuto e che viviamo quotidianamente nella cronaca. Attenti anche a cosa pensate e attenti a, se vi viene in mente di fare una manifestazione, siete dei bulli. Esatto. Ringraziamo Beppe Braga. Il sito, no? L'analogia che c'è fra la democrazia americana, no? Come si fanno i Dem, la sinistra da noi, cioè, interessante. Signori, tutto sul sito di Radio Libertà. È chiaro, se guardate Repubblica l'informazione non è proprio completa. Grazie Beppe Braga. Grazie a voi, grazie Sammy, a domani. Ciao. Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Innanzitutto mi associo ai ringraziamenti che hanno fatto i relatori della prima commissione che mi hanno preceduto. Procederò in maniera sintetica a relazionare all'Aula in qualità appunto di relatore per la seconda Commissione Giustizia il capo secondo in materia di sicurezza urbana dagli articoli 10 e 18 e poi mi riservo di depositare integralmente agli uffici dell'Aula la relazione. Il capo secondo si apre con l'articolo 10 che interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui. In primo luogo si introduce nel codice penale l'articolo 634 bis che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni la condotta di chi mediante violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. In sede referente è stato previsto che tale reato sussiste anche quando riguarda una sua pertinenza. Inoltre, sempre in materia di occupazione abusiva, è stato inserito il nuovo articolo 321 bis che prevede una procedura più snella e più veloce per la reimmissione in possesso dell'immobile. L'articolo 11, inserito in sede referente, introduce la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri. È stato inoltre modificato l'articolo 640 del Codice Penale, inserendo una specifica e un'autonoma ipotesi di truffa aggravata in caso di cosiddetta minorata difesa. È stato inoltre inserito l'articolo 380 del Codice di procedura penale al fine di consentire che la misura precautelare ivi disciplinata sia applicabile anche alla descritta truffa aggravata. L'articolo 12, introdotto in sede referente, prevede un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasioni di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'articolo 13, comma 1, lettera A, estende l'ambito della misura di prevenzione, il cosiddetto DASPO urbano. L'articolo 14 trasforma l'illecito amministrativo commesso da chi impedisce la libera circolazione su strada a delitto. L'articolo 15 abroga all'articolo 146, vi è un'abrogazione dell'articolo 146 e conseguentemente si modifica l'articolo 147 che prevede appunto il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena al fine di rendere facoltativo il rinvio della pena restrittiva della libertà personale per i soggetti appunto relativi a donne incinte o madri infanti di età inferiori ad 1 anno.
L'articolo 16 modifica l'articolo 600-octies al fine di punire l'impiego di minori sino a 16 anni anziché sino a 14 anni come prevede la norma vigente in materia di accattonaggio. L'articolo 17, introdotto in sede referente, autorizza ad assumere 100 vigili urbani, ciascuno dei comuni capoluogo di città metropolitane della regione Sicilia. L'articolo 18, anch'esso introdotto durante l'esame delle commissioni, apporta novella alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta. È un maledettissimo incubo. Faremo separare i tuoi genitori. Un film che piacerà ad adulti e bambini, con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri. Diretto da Gianluca Ansanelli. Come far litigare mamma e papà, dall'11 settembre al cinema. Dai produttori Leonardo DiCaprio e Mike Medavoy. Ozzy è anche una influencer molto famosa. Una storia sul coraggio. Tu sei l'unico che conosce la foresta. Sull'avventura. Sull'amicizia. Sembra divertente. Ozzy, la voce della foresta. Dal 19 settembre solo al cinema. Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo €3,50 per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
Musica mai scontata, quella che Sammy Varin trasmette ogni mezz'ora nella mia trasmissione Potere al Popolo dalle 13 alle 15, in replica all'alba dalle 7:30, dalle 5:30 alle 7:30. Mai un artista è scontato, noi ve li facciamo pagare, soprattutto ve li facciamo ascoltare come si deve, anche bene dal punto di vista qualitativo, lo ricordiamo, siamo in tutta Italia sul 252, ma siamo anche sulla banda DAB della vostra autoradio, dove la musica si ascolta veramente bene perché è digitale. Questo è un artista assolutamente non scontato. Voi mi chiederete dove l'hai trovato? Me lo chiedo anch'io, ma ogni tanto mi imbatto in questi artisti diversi completamente dai soliti che sentiamo sulle solite radio. Che ne so, adesso c'è la polemica per Fedez. Ecco, non c'entra assolutamente niente con Fedez. Si chiama Luigi Friotto e abbiamo ascoltato una canzone intitolata Mireka con l'H finale, Mireka, che è una città. Volete saperne di più? Lo chiediamo a lui, ce l'abbiamo in Skype. Ciao Luigi Friotto! Ciao, buon pomeriggio a tutti. E grazie per essere diverso, finalmente. Mi hai venduto già a caro prezzo, nonostante lo sconto, però. Ah, guarda, assolutamente. Io non faccio offerte speciali, ma chi ci segue sa che ogni mezz'ora ci sono in onda artisti che non esistono per le radio blasonate, che trasmettono solo certa musica e la ritrasmettono e poi ancora dopo un'ora sempre soltanto quella. Noi crediamo ancora in chi ha qualcosa da dire e da raccontare, al di là delle mode e dei vari apparecchietti che ti cambiano la voce. Luigi Friotto, sangue abruzzese, concerti in acustico tra scorci di paese e teatri, perfino sull'acqua, con 9 musicisti su una zattera presso la Costa dei Trabocchi, e poi in una faggeta alla Lanterna di Genova. Sei stato finalista per il premio De André. E qui mi fermo naturalmente perché ti chiedo chi è Luigi Friotto, che cosa hai voluto raccontare in questa città delle luci, Mireka, una città delle luci, sì, ma luci inutili che non ti portano da nessuna parte, di una gloria vana e mondana. Ma che città è Mireka? Ma quante domande che mi fai, Sammy Varin, e basta. Luigi, mi fermo. Da dove vuoi partire? Noi silenziosamente ti ascoltiamo. Partiamo precisamente dal nome di questa città, che è una città del tutto immaginaria, ma vedremo fra un po' nemmeno troppo, perché è una città con la quale noi prima o poi nella vita siamo abituati a fare i conti. È intanto un anagramma, questo nome che ti consiglio di pronunciare con l'accento spostato all'indietro, Mireka. Ovviamente, per chi non lo sa, succede spesso di pronunciarlo come Mireka, ma va benissimo lo stesso. L'anagramma è semplicemente quello di chimera. E come aggiungevi poc'anzi, questa è la città delle luci vacue, è la città che forse tutti vogliamo raggiungere spasmodicamente, nessuno escluso, in questi tempi un po' malandati, di ricerca di vanagloria, c'è un'esibizione continua, c'è un modo di sovraesporsi, soprattutto sui social, lo vediamo, in TV. Che cosa cerchiamo? La luce abbagliante, ma in mezzo a una giornata già accecante, che senso ha una luce abbagliante? Io non l'ho mai capito, e ti posso dire che per me il contraltare del buio pesto è esattamente un'alternativa inutile, quella della luce in una città che già sfolgora di suo. E quindi in questa canzone, che ha un titolo abbastanza esotico, a me faceva pensare piacevolmente a una di quelle città invisibili di Italo Calvino, con le debite proporzioni assolutamente, e quindi mi era piaciuto questo suono distante, questo suono esotico di una città
che ha un ponte immaginario che non porta da nessuna parte. E noi forse non abbiamo capito in questa illusione del domani che non stiamo andando da nessuna parte. E il comandamento che vorrei sottolineare e che ho sottolineato in questa canzone è quello di probabilmente tornare nel tempio che siamo, nel buio del tempio che siamo, perché il buio non è un concetto negativo, perché se ci pensi bene, al buio possiamo anche apprezzare una luce piccola. Forse accettiamo e apprezziamo l'indispensabile. Quando invece siamo in mezzo a questo caleidoscopio di immagini, suggestioni, esibizioni, non so quant'altro e non so cos'altro, siamo del tutto perduti. E quindi questa canzone vuole essere un richiamo a tornare in se stessi, nel tempio che siamo e nell'architrave che siamo. Spesso lo dimentichiamo. Mi faceva pensare questa canzone a una storiella indiana, credo che avevo letto qualche anno fa. C'era un tizio che cercava affannosamente le chiavi della sua abitazione fuori dalla sua abitazione. È passato un amico e dice: cosa hai perso? Ho perso le chiavi. Dove le hai perse? In casa. E perché le cerchi fuori? Perché fuori c'è più luce. Ecco, l'illusione di trovare qualcosa di sensato dove c'è luce è qualcosa che dobbiamo abbandonare come idea, e quindi dobbiamo appunto tornare in noi. Si fa un passo indietro per andare finalmente avanti. Ti stiamo ascoltando e stiamo meditando, e quanti esempi mentre parlavi mi sono venuti alla mente, quante volte cerchiamo più luce, quella luce esagerata che poi guardi bene e non è nulla. Quante volte cerchiamo quel personaggio su Instagram e dici: oh cacchio, che bella questa, eccetera. Già, ma da che luce è illuminata? Da quali filtri viene modificata? In televisione e quotidiano, certo, il faro completo su di te diventi bella, bellissima, o bello, bellissimo, ma diciamo di più per il fattore femminile. Eccolo qua, l'omofobo Semivarin che salta fuori. Luigi Friotto, trasmetti tanti pensieri con questa canzone Mi Reca, con l'H finale, ma certo ancora una manciata di minuti ce l'abbiamo. Ti chiedo di raccontare ai nostri ascoltatori chi sei tu, che cosa racconti nelle tue produzioni, che tipo di musica fai, perché questo pezzo è particolarissimo e qui qualcuno subito ha tirato fuori gli artisti più suggestivi, però ti ritrovi a tuo agio in quale situazione musicale? Ho letto che hai cantato con 9 musicisti su una zattera, in una faggeta, alla Lanterna di Genova, in un localino normale mai, assolutamente. Grazie per questa precisazione. Guarda, non ho nulla contro il localino, assolutamente, anzi, mi pare di vedere che tanti artisti, purtroppo, lo dico con un po' di dispiacere, devono fare le gavette, dire cose importanti in luoghi chiusi, però se vogliamo fare il paio con Mi Reca non ci sarebbe nulla di male, perché poi nel piccolo e nel buio possiamo magari apprezzare tanto di più. Io ho sempre cercato di agganciare al mio messaggio, a queste mie canzoni, anche la ricerca di luoghi suggestivi. E quindi da sempre gli scorci di paese di cui parlavi qualche minuto fa, poi sono stati seguiti da grotte, monasteri, chiese sconsacrate, fino ad arrivare nel 2012 a questo videoclip della canzone Il posto dei porti, che è stato girato interamente su una zattera di 2 metri per 2. E l'appetito vien mangiando. L'anno successivo, insieme al mio amico William Di Paolo, che è l'artefice di tutti i videoclip che si trovano in rete,
abbiamo deciso di allargare questo concetto della zattera di 2 metri per 2 e l'abbiamo resa una vera e propria zattera galleggiante che poteva ospitare a bordo anche fino a 10 musicisti. E il messaggio era quello di celebrare la Costa dei Trabocchi, vicino alla quale vivo. Io sono in provincia di Chieti, quindi qui da qualche anno esiste una via verde, hanno dismesso il vecchio tracciato ferroviario e hanno creato questa via verde, questa pista ciclabile pedonale, proprio sulla bocca del mare. E a un modo di celebrare probabilmente questa Costa dei Trabocchi era, perché no, quello di suonare in acqua con questi musicisti, il pubblico seduto, allungato, appoggiato sulla spiaggia e noi a 20-30 metri dalla battigia. Ed è stata un'esperienza suggestiva che ha dato ancora di più la stura a questa ricerca spasmodica di luoghi sempre più particolari e più suggestivi. E ovviamente, come tanti, puoi immaginare, c'è tanto sacrificio dietro quello che facciamo noi autori del sottobosco, perché ci sono quelli che appartengono a una platea molto più visibile, molto più diciamo in voga, e poi ci sono tanti che sono nel sottobosco. Io mi ritengo orgogliosamente appartenente a questa categoria, ma non ti nego che insomma sogno e vorrei anche poter veicolare il mio messaggio a più persone, e non è affatto facile, anche perché viviamo appunto in questo tempo molto, molto tappato e molto vincolato dalle decisioni di pochi, purtroppo. E questo lo vediamo ogni giorno anche nella nostra informazione e nella controinformazione che cerchiamo quotidianamente di portare avanti come emittenti. Signore, potete soltanto a questo punto essere invogliati a cercare Luigi Friotto sui social, che per fortuna non fanno distinzione, anche se molto spesso la pubblicità ti arriva soltanto dell'artista famosissimo e conosciutissimo che devi per forza ascoltare e scaricare. Noi non ci facciamo influenzare dalle mode e da chi ha soldi da spendere, anzi Luigi Friotto, il pezzo Mi Reca con l'H finale, ma in generale la produzione di Luigi Friotto la trovate facilmente su tutti gli store digitali, ma anche semplicemente su YouTube. È vero, Luigi? Proprio così, sì, su tutti i canali, YouTube, Instagram, Facebook. Io non sono un convinto assertore, convinto frequentatore dei social, ma come dicevamo poco fa, purtroppo è necessaria anche questa cosa per arrivare più in là possibile. Io spero solo che questa corsa anche al social non diventi un po', io la definisco la malattia di Erostrato. Era un tizio che aveva incendiato un tempio nell'antichità e si era messo un cartello e diceva: io sono Erostrato e ho incendiato il tempio. Ecco, noi siamo tutti un po' ammalati di questa sindrome, cerchiamo di spiccare e cerchiamo di farla sempre più grossa per avere visibilità. La visibilità probabilmente si può cercare in un altro modo, nei pensieri e nelle parole più modesti, ma più icastici, più profondi. E allora, signori, cercatela anche voi, cercate le emozioni e le suggestioni di Luigi Friotto. Luigi, non finisce qui, restiamo in contatto e volentierissimo. Alla prossima emozione ci ritroviamo, ok? Grazie a tutti, grazie. Buon pomeriggio. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Che personaggio, però, avete sentito anche voi che sono cose particolari che non ti aspetti. 14:25, sta per arrivare il prossimo ospite, ragazzi, e con lui parleremo di brutta cronaca. Tra 5 minuti, 10 al massimo, arriva Massimiliano Baldini, che è consigliere regionale della Lega in Toscana, ma che abita anche a Viareggio,
dove è successo quel fattaccio, la signora col SUV che ha investito e ucciso deliberatamente, non lo voleva certo uccidere, quell'immigrato che l'aveva poco prima derubata. Intanto però qualche appuntamento targato Lega, mai come adesso importante, perché avete capito che ci vogliono far fuori Matteo Salvini, la Lega, ma soprattutto il vostro pensiero, il pensiero certo che abbiamo avuto, che avete avuto, che abbiamo tuttora, ma quasi non si può dire, il rispetto delle leggi, il rispetto dei confini. Ora a quanto pare tocca alla magistratura modificare queste leggi a suon, certo, di anni e anni di galera. Intanto l'ultima segnalazione mi arriva da Genova, 27 settembre, ore 20:30, eccola qua, fresca fresca, al Teatro della Gioventù si ritrova Matteo Salvini con Marco Bucci e Edoardo Rixi. Si parla di elezioni in Liguria e certo partiamo svantaggiati perché abbiamo visto Toti è dovuto scendere dalla torre e adesso è diventata una persona normale per i giornalisti, lo è sempre stato. Il problema è che facendo quel passo è come se avesse detto sono colpevole per gli amici targati PD. E quindi partiamo svantaggiati per le elezioni che ci saranno l'altro mese in Liguria. Genova, 27 settembre, un venerdì alle 20:30, c'è Matteo Salvini, Marco Bucci e Edo Rixi al Teatro della Gioventù, via Cesarea, numero 16. Appuntamenti da non scordare targati Lega questa sera a Milano, ore 21, Viale Toscana 12, sezione della Lega di Milano, arriva Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato. Chiaramente l'affaire Salvini, ma non soltanto. Oggi, lunedì 16 settembre, c'è stata Alessandra Locatelli in Umbria. Ascolteremo certamente nelle prossime ore la conferenza stampa per la campagna di sensibilizzazione e per la presentazione del fumetto per il G7. Grandissimo appuntamento che arriva in ottobre in Umbria. Poi, certamente a proposito di sezione, chi ci segue invece da Torino, oggi, lunedì 16 settembre alle 21, ci vediamo alla sezione della Lega di Torino, Corso Re Umberto I. Con un grande saluto naturalmente alla Lega Piemonte, di cui stiamo elencando gli appuntamenti da non scordare sul territorio, e ce ne sono stati, signori. Qualcuno mi ha scritto che è stato sul Monviso questo sabato, e vabbè, ma che bella foto questo. L'unico a difendere i confini, stiamo con Salvini. Sì, tanti striscioni stanno nascendo in giro per l'Italia, al di là che Salvini ti stia simpatico oppure no, ma è l'unico che ha difeso i nostri confini, è l'unico che ha portato avanti un'idea che è la nostra idea, che non ce l'abbiamo certamente con gli immigrati, ce l'abbiamo con i clandestini, soprattutto con quelli che si macchiano di gravi reati e vengono perdonati dalla sinistra. La Lega prepara la mobilitazione in vista della richiesta dell'accusa contro Salvini. 2 gazebate in tutta Italia nei weekend di settembre, sabato 21 e domenica 22 settembre, sabato 28 e domenica 29 settembre, e poi chiaramente Pontida il 6 di ottobre. Chi di voi non ha ancora prenotato l'evento annuale di Pontida, è meglio che contatti la sezione della Lega più vicina. 6 ottobre, Pontida. Un po' prima, il weekend prima, è uscita adesso la data, domenica 29 settembre, arriva finalmente lo Spiedo Padano a mezzogiorno in quel di Rovato, in provincia di Brescia. Anche qui naturalmente massima attenzione, perché ci vogliono cancellare, ma noi ci siamo, le nostre idee non vogliamo vengano cancellate. Motivo in più per esserci. Domenica 29 settembre pranziamo a Rovato, in provincia di Brescia, presso il ristorante Birreria La Loggia, quindi al coperto, per non rischiare temporali e acquazzoni vari. Ci sarà anche il sottoscritto Sammy Varin con lo staff di Radio Libertà e con i nostri gadget. Avremo modo di parlarne nelle prossime settimane. Lega in festa
in provincia di Treviso, 27, 28, 29 settembre, signori. Siamo a Prato Fiera, Treviso, con la presenza dei rappresentanti della Lega provinciali, regionali e nazionali. Anche qui avremo modo di tornare sull'argomento. Ora ci fermiamo, c'è il momento Acerbis, c'è il Qui Parlamento, la canzone indipendente e poi, attenzione, il Focus Toscana con Massimiliano Baldini. Qui Parlamento. Tengo, a nome del gruppo della Lega, a ringraziare per l'impegno su questo provvedimento in particolare, ma per il comparto in generale di pubblica sicurezza, il sottosegretario Nicola Molteni, per aver seguito in ogni minuto l'andamento del provvedimento dall'inizio del lavoro in commissione, anche quello preparatorio, fino ad arrivare a quello attuale dell'Aula. È un provvedimento complesso che va nella direzione di dare delle risposte chiare e precise all'intero comparto di pubblica sicurezza, in particolar modo all'idea di andare a tutelare veramente le forze dell'ordine, che a differenza di quanto ho sentito da parte del PD, alle forze dell'ordine interessano poco gli articoli di giornale, gli interessano i fatti, come ad esempio l'aumento della tutela da un punto di vista economico per la copertura di responsabilità giuridica, che passa finalmente dai 5.000 euro passati ai 10.000 euro attuali, e questo dimostra ancora di più quanto la Lega e quanto questa maggioranza abbia a cuore le forze dell'ordine, soprattutto per il lavoro che svolgono sul campo. Come anche d'altra parte l'idea sulla quale ci lavoriamo da tanti anni, da anche precedenti legislature, quella di tutelare gli operatori sul campo dotandoli finalmente di bodycam, perché la follia della sinistra sarebbe quella di dotare ogni agente di un codice di identificazione, a cui noi siamo e saremo sempre completamente contrari. Noi vogliamo garantire la tutela dello stesso personale attraverso la telecamera che verrà installata direttamente nelle dotazioni degli stessi agenti, perché la telecamera ha un gravissimo difetto, che non perdona chi ha sbagliato, e sono le stesse forze dell'ordine ad aver richiesto questo intervento, e la sensibilità del nostro sottosegretario Molteni ha voluto tradurre in attuazione questa richiesta, per cui grazie sottosegretario per questo ulteriore intervento a favore delle forze dell'ordine che fronteggiano tantissime problematiche sempre più complesse, soprattutto in contesti di manifestazioni in cui molte persone cercano, sfruttando anche chi soffia sul fuoco della protesta, come alcune parti dell'opposizione. Mi ricordo per esempio quanto è successo nella mia città, a Pisa, che per colpa di chi ha soffiato sul fuoco della protesta sono andati allo sbaraglio tantissime ragazze e tantissimi ragazzi che hanno provato a superare con la forza, con la violenza, con le offese le forze dell'ordine, e hanno ricevuto ovviamente una risposta da parte di un presidio statico delle forze dell'ordine. In quel contesto la sinistra si è elevata e ha detto bisogna assolutamente sanzionare le forze dell'ordine. Sulla base di che cosa? Sulla base di alcuni video girati ad arte che vanno soltanto ad immortalare la fase della carica, ma nessuno si interroga del motivo che ha spinto gli agenti a respingere chi ha cercato di superarli con la forza fisica e con la forza. Qui Parlamento. Lo amiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ben ritrovati cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Tra i prodotti importanti che noi stiamo preparando per l'autunno e l'inverno spicca, 18 anni che noi ce l'abbiamo, ve lo proponiamo, quindi non è una cosa nuova, una cosa importante, sempre molto interessante. Il nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. Parentesi, noi siamo distributori unici del nostro sciroppo per tutta l'Italia. Non cercatelo perché non lo trovate. Quindi parliamo di un prodotto molto importante che ha all'interno il 20% di bava di lumaca, il principio attivo della bava di lumaca, il timo, la verbena, l'altea, il papavero. E che cosa serve? Per calmare la tosse grassa,
la tosse secca e fluidificare il catarro in eccesso. Quando non sono malattie, il catarro, la tosse non sono malattie, sono mali di stagione che però insomma col tempo rompono un po' i maroni. Detto questo, cosa vi devo dire? Noi lo stiamo preparando il Bronco Free. Se lo volete, 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Come si assume? Prima di coricarsi sarebbe meglio, poi sulla boccettina c'è il misurino. Voi ne prendete un misurino, andate a fare le nanne, la bava di lumaca, i suoi principi attivi, fluidifica il catarro, lo rende molto più morbido e voi, per facilitare l'espettorazione, voi la mattina tossite 3 colpi di tosse e eliminate il catarro in eccesso. Il timo, la verbena, l'altea e il papavero sono coadiuvanti per la tosse, sono erbe importantissime che vi fanno calmare, quindi dormite anche meglio. E chi dorme bene di notte è meno di giorno, avete capito. Quindi attenti, però cosa succede? Non è che io trovo il timo, la verbena, l'altea, il papavero, la bava di lumaca così, sono prodotti importanti e devono avere dei principi attivi importanti. Se lo volete, chi lo conosce già, chi lo prende ormai da 18 anni, io quest'anno faccio il prezzo dell'anno scorso, 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Chiamate 030 68 40 408, quindi Bronco Free, la ricetta antica delle Alpi, bava di lumaca e timo verbena, altea, papavero, il resto non ve lo dico perché la concorrenza mi sta ascoltando. 57 euro, siete a posto, tosse grassa, tosse secca, catarro, anche chi fuma tanto, gli ex fumatori, insomma 030 68 40 408, dite ascolto Radio Libertà, il trasporto per voi è gratuito. Alla prossima. E non è male come meditazione. Tu sei fatto per me. Splendida dichiarazione d'amore di Annie Mary Lee. Scritto tutto con la Y finale. Annie Mary Lee.
italo-svizzera, svizzero-italiota, non lo so, decidete voi come preferite. Ci manda anche un saluto, fammela sentire. Buongiorno carissimi ascoltatori di Radio Libertà. Io sono Annie Mary Lee e vi voglio fare conoscere la mia nuova canzone Tu sei fatto per me. Buon ascolto, un bacio, vi abbraccio tutti, grazie. Va ora in onda Focus Toscana. Si ritorna alle buone abitudini, signori. Ogni giorno un diverso collegamento dai territori nord, centro, sud. Il lunedì alle 14.30 ritorna il Focus Toscana. Ogni settimana un diverso rappresentante per regione toscana, ma non solo della regione, a volte entriamo anche nel particolare. In questo caso l'una e l'altra cosa, perché abbiamo con noi Massimiliano Baldini. Ciao Massimiliano! Un saluto a tutti. Grazie per essere nuovamente con noi dopo la pausa dell'estate. Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega in Toscana, ma che conosce molto bene anche la città di Viareggio. E ormai purtroppo è così, senti nominare Viareggio e dici dove è successo quel brutto fatto, quella signora che ha preso la macchina e ha rincorso il ladro, uccidendolo, anche se non voleva ucciderlo. Qui mi fermo perché, Massimiliano, non so neanch'io da dove partiamo, perché c'è un fuoco incrociato. Da una parte questa notizia di cui si discute ancora tantissimo, perché ci si divide, chi dice ha fatto bene, chi dice ma ci mancherebbe altro, non bisogna mai fare queste cose, però c'è una certa esasperazione, c'è un degrado sociale che noi pensavamo esistesse soltanto nelle grandi città. Invece, signori, siamo a Viareggio, poi ci dirai quanti abitanti ha, ma non penso che sia una metropoli, e se a Viareggio soffriamo queste situazioni, allora capiamo anche perché a Milano abbiamo proprio paura a uscire di casa. Ma parallelamente a questo c'è quello che è successo a Matteo Salvini, c'è questo tentativo di cancellare non soltanto politicamente Matteo Salvini, signori, questo magari a qualcuno potrebbe anche interessare poco, ma un'idea di onestà, di correttezza, di rispetto della legge, di rispetto dei confini, che se cancelliamo questa, si cancella gran parte della politica di centrodestra, di destra, della Lega, che non è particolarmente di destra, ma qualche cosa che abbiamo portato avanti per decenni, un'idea politica che abbiamo in moltissimi nella testa, non soltanto di centrodestra, perché anche nella sinistra c'è qualcuno che si sta rompendo le scatole di questa situazione dove si fa il bello e cattivo tempo. Qui mi fermo, Massimiliano Baldini, non so da dove preferisci partire, ti dico però che l'ultimo sondaggio proprio fatto da affaritaliani.it proprio sui 6 anni di galera chiesti per Matteo Salvini, inquadriamo la locandina, con chi stai, processo Open Arms, risultati del sondaggio di affaritaliani.it, con chi stai? Stai con Matteo Salvini? 92%, stai con le ONG 8%. Naturalmente pare che il Santo Padre non abbia ancora votato. Baldini, a te, da dove vuoi partire? Partiamo da Matteo Salvini, non potremmo far diverso, e non meraviglia questo sondaggio, perché una delle cose più incredibili ma anche più inaccettabili è che sia stato mandato a processo, addirittura si chiedono 6 anni, per un ministro dell'interno, il miglior ministro dell'interno che l'Italia abbia mai avuto, che non ha fatto altro che fare quello che volevano e vogliono gli italiani e per i quali è stato votato. E non meraviglia che la sinistra, come ben ha detto Matteo anche di recente, che la sinistra non gli abbia perdonato non solo
un contrasto efficace all'immigrazione irregolare che mai come ai tempi di Matteo, ministro dell'Interno, viveva veramente un'efficacia mai vista, ma anche nel fermare le ONG e quindi probabilmente parecchi interessi che circolano intorno a questa situazione. Io credo che quello che sta succedendo sia un pericoloso precedente, che dobbiamo riflettere anche probabilmente su quelli che sono l'ordinamento giudiziario, e quindi forse è bene che prima possibile si arrivi anche a una divisione delle carriere, si arrivi prima possibile a un quadro dove una certa magistratura, non tutta, una certa magistratura politicizzata finisce per fare situazioni che sono di aperto contrasto a quella che è la volontà popolare. E quindi intanto un abbraccio e grande solidarietà da parte mia, da parte di tutta la Lega di Viareggio, da parte di tutti gli amici toscani della Lega a Matteo, e naturalmente siamo già in campo con i gazebi, con le attività per dare sostegno al nostro segretario federale, al nostro vice premier del governo, perché quello che è capitato è davvero inaccettabile e dobbiamo contrastarlo con grande determinazione. E noi naturalmente, adesso la parola, visto che siamo... e ho la massima fiducia all'avvocato Giulia Bongiorno, che sicuramente durante il processo metterà in evidenza tutti i limiti dell'azione fatta dal procuratore della Repubblica. Però politicamente parlando, quello che è successo davvero bisogna riflettere, perché, come diciamo anche nel titolo di questa trasmissione, il potere spetta al popolo, e quel potere il popolo l'aveva e lo esercita nella direzione che Matteo Salvini ha sempre portato avanti. E proprio per questo Massimiliano Baldini, che come radio storica della Lega, del centrodestra, noi siamo la vecchia Radio Padania Libera, devo riferire che in queste ore stanno arrivando centinaia e centinaia di messaggi WhatsApp al 340 6709 659, un gigantesco abbraccio per Matteo Salvini e per le idee di Matteo Salvini, della Lega e di tutti noi che vorremmo portare avanti, ma che per colpa di qualcuno non si possono più neanche dire e non se ne può parlare. Detto questo, poi magari tra poco ti leggo anche qualche WhatsApp, non cambiamo argomento perché restiamo poi sempre a quello. E certo, l'immigrazione irregolare poi può portare all'esasperazione. Che cosa è successo a Viareggio, la tua città che conosci bene? Degrado sociale, mancanza di regole. Era da tanto tempo che ne parlavamo e che la Lega ne parlava. Alla fine è successo una cosa che non doveva assolutamente succedere. Qual è la fotografia che hai scattato, Massimiliano Baldini? Ma infatti hai già toccato il centro della riflessione, perché su quello che è accaduto ci torniamo fra poco, ma l'elemento che va messo in evidenza è che Viareggio, insieme alla sua frazione di riferimento, Torre del Lago Puccini, vive e ha vissuto la peggiore estate che io ricordi almeno da quando faccio politica. Abbiamo avuto una serie di accadimenti gravissimi, con aggressioni, furti, rapine, violenze nei confronti di cittadini, di famiglie, nei confronti di chi lavora, di imprenditori, fra i quali sicuramente anche i balneari, ai quali appartiene la signora al quale è occorso questo episodio, e naturalmente nei confronti di turisti che sono venuti a Viareggio e frequentano Viareggio durante l'estate. Posso ricordare la signora anziana che in Pineta di Ponente è stata aggredita per rubargli naturalmente i beni personali ed è finita all'ospedale. Posso citare chi per rubare uno zainetto al confine fra Viareggio e Becchiano sulla pineta di Torre del Lago e ci ha rimesso quasi la vita.
posso citare numerosissimi episodi di aggressioni di giovani e nei confronti di giovani, di furti e di rapine dentro le attività commerciali, ma è un periodo che viene già da parecchio, perché voglio ricordare, così chi mi ascolta lo sa, che a Viareggio l'anno scorso hanno rubato il Rolex al campione di Formula 1 Leclerc, che a Viareggio qualche anno fa, di recente, un poliziotto ha preso una mattonata in testa nella pineta cittadina, rischiando la vita, ahimè, per lo spaccio ormai ovunque che c'è a Viareggio. E le boutique importanti hanno avuto numerose spaccate. E tutto questo perché succede? Sicuramente succede anche perché l'amministrazione comunale, che è un'amministrazione di sinistra, che è un'amministrazione governata da ex PD, non muove un dito nella direzione della sicurezza, perché il servizio H24 della Polizia Municipale è stato completamente dimenticato, salvo che poi a seguito di una serie di atti della Lega ci si è limitati quest'estate a metterlo in qualche fine settimana di agosto, perché naturalmente l'esercito che noi volevamo come elemento di deterrente, il comune che è competente e deve chiederlo per averlo, non lo ha chiesto, perché lo stesso regolamento della sicurezza a Viareggio è stato approvato solo quando il questore ha fatto presente al sindaco che senza quel regolamento i DASPO e i DACUR non poteva metterli in atto. E allora, di fronte a un'immigrazione irregolare e selvaggia, che anche a Viareggio tocchiamo con mano puntualmente e sul quale, ahimè, i danni di governi di sinistra che hanno governato larghissima parte dell'ultimo scorcio di decenni in questo paese hanno permesso, e che Matteo Salvini era riuscito a limitare con un'azione straordinaria, ebbene noi ci troviamo in un quadro a Viareggio dove l'amministrazione comunale fa nulla, anzi cerca silenzio, cerca di non dirlo. Il sindaco ha parlato solamente a seguito di questo episodio, un episodio dove, io voglio ricordarlo, ci mancherebbe altro, non bisogna farsi giustizia da soli, in un ordinamento democratico naturalmente non si fa. Naturalmente il processo farà il suo corso e valuterà l'istruttoria procedimentale cosa è successo, ma certamente i cittadini, gli imprenditori, chi frequenta Viareggio non ne può più, è arrabbiatissimo, è in una situazione in cui non è giusto, ma può capitare anche di reagire in questo modo, anche perché, ho avuto modo di dirlo anche pubblicamente, chi di mestiere fra virgolette, decide di fare il ladro, ebbene decide di fare un mestiere pericoloso per gli altri innanzitutto, ma anche per se stessi. E quindi, come ha detto bene Matteo Salvini, se quella persona che purtroppo è deceduta per quello che è successo, se ne stava a casa o se ne stava a lavorare, non sarebbe successo quanto è accaduto. Certo, parole che fanno pensare sicuramente, ma che ci danno l'idea. Appunto, fino a ieri pensavamo davvero che solo nelle grandi città ci fossero questi problemi di violenza, secondo la sinistra, percepita, perché poi chiaramente non esiste, siamo noi che abbiamo un'idea di insicurezza, e invece no, un po' dappertutto, persino a Viareggio da anni ci sono questi problemi che raramente poi fuoriescono e salgono nell'informazione importante. Degrado sociale. Se mi permetti, aggiungo il fatto che quest'estate, anche grazie al lavoro del gruppo consiliare della Lega, dei parlamentari della Lega Toscani, dei consiglieri regionali come me, abbiamo avuto un incremento delle forze dell'ordine presenti, che però evidentemente di fronte a questa immigrazione selvaggia non bastano, e infatti siamo al lavoro per chiedere ancora più spazi,
anche perché la città di Viareggio forse può non sembrare, ma ha 65.000 abitanti circa, quindi è una città che ha un certo numero di abitanti, e naturalmente il fenomeno dell'immigrazione ha preso campo e ci sono larghissime parti della città dove c'è davvero uno scarso controllo e dove anche di giorno questi problemi capitano e capitano a tutti. Tant'è vero che c'è stata una riunione di cittadini non organizzata dalla politica a Torre del Lago lunedì scorso, proprio in concomitanza con gli eventi che hanno portato a emergere le responsabilità di questa situazione che è accaduta, dove erano presenti ben 300 persone, tutti arrabbiati, tutti pronti a fare anche gesti eclatanti se non si troverà la maniera di difendere le attività, di difendere le famiglie, di difendere chi vive la città. E qui la sua parte la deve fare l'amministrazione, perché l'amministrazione comunale, lo ricordo, la polizia municipale ha compiti ben precisi anche dal punto di vista dell'attività di polizia giudiziaria e dal punto di vista della garanzia della sicurezza pubblica. Deve dare sostegno naturalmente alle forze dell'ordine e quindi è importante che l'amministrazione comunale faccia la sua parte, che fino ad oggi non ha fatto. Capite, signori? Si parla di esercito, certamente nelle grandi città, e Viareggio, avete sentito, è una di queste, ma se vogliamo posso anche dire un altro termine che fa venire l'itterizia alla sinistra. Parliamo di ronde. Ve le ricordate le ronde? Quanti paroloni contro la Lega e il centrodestra perché si voleva fare le ronde, e si fanno tuttora, signori, solo che non le chiami più ronde, adesso si chiama controllo del vicinato, un modo di parlare molto più forbito, più semplice, eccetera. Però se dobbiamo arrivare alle ronde, ci arriviamo alle ronde, non c'è nessun problema. Se magari l'amministrazione si fa venire qualche idea migliore che le compete, saremmo più contenti. L'ultimo minuto per Massimiliano Baldini. Certamente tanti amici ci stanno scrivendo proprio per dire che sono d'accordo, bisogna rialzare la testa, bisogna fare manifestazioni, bisogna esserci, bisogna far capire alla sinistra, insomma, che certo è bello essere ben pensanti, ci vogliamo tutti quanti bene, ma chi non rispetta le regole va rimandato dall'altra parte da dove è arrivato, e c'è troppo buonismo su questo tema. Baldini. Eh sì, le cose stanno proprio in questa direzione, anche perché un altro capitolo sul quale io so che il governo e in particolar modo la Lega sta lavorando, che è il pacchetto sicurezza, che porterà degli elementi nuovi a sostegno sia della sicurezza dei cittadini che della sicurezza delle forze dell'ordine. Però purtroppo dobbiamo fare i conti anche con quella legislazione premiale che fa sì che la certezza della pena sia diventata un miraggio per colpa della sinistra e dei governi di sinistra. E a questo si aggiunge qualche interpretazione, anche più di una, assolutamente lassista e buonista da parte di una certa magistratura, che puntualmente finisce che chi delinque oggi viene messo dentro con un grande sforzo delle forze dell'ordine e il giorno dopo è fuori, sbeffeggia le forze dell'ordine e torna a delinquere come il giorno prima. Ecco, tutto questo, grazie all'impegno della Lega, deve venire meno. Sarà sicuramente così, ma aggiungo una cosa: mi piaceva tanto quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno. E qui ci fermiamo, naturalmente lasciamo a voi ogni meditazione. Io ringrazio il gruppo della Lega in Regione Toscana, Massimiliano Baldini. Buon lavoro. Buon lavoro a voi, un abbraccio. Grazie, un abbraccio a voi cari ascoltatori. Sammy Varin torna domani come al solito alle 13.